Dai giovanissimi agli allievi, da una semifinale all'altra, questa è Veneto contro Marche. Buongiorno da Francesco Puma e benvenuti al Palazzetto dello Sport in Valle d'Aosta, ad Emaville, dove stanno per scendere in campo le due squadre che si contenderanno un posto nella finale di domani. Bortolini può ingaggiare il duello con Marangoni, si accentra, fa tutto con la sola Bortolini, poi perde il pallone, lo recupera Cancrini, la prima occasione delle Marche, avanza, allarga per Botosso, scambia con Zornetta, Botosso col destro, svirgolato, la prima occasione anche Bacchiocchi, in banda per Marangoni, la parata ancora di Bottero. Zornetta, tutto di suola, tutto molto bello, ancora Zornetta, dall'altra parte c'è proprio lui, Zornetta per il gol dell'1-0 del Veneto. I numeri di Botosso, non era in realtà Zornetta, Marchigiana. Cancrini, contropiede Veneto, 2 contro 0 sul secondo palo per il gol del 2-0 del Veneto, l'assist di Bortolini per Bertuletti che realizza il raddoppio. Veneto 2, Marche 0. Agostinelli per Sabatini, lancio lungo, si trova con la testa e la traversa Dionofri. Agostinelli per Sabatini, poi Bacchiocchi non riesce ad agganciare il pallone, il lancio lungo di Boscaro di testa, vicinissimo al gol del 3-0 Bortolini, l'uscita a valanga, 25 Filipponi, dunque Lazio che raddoppia con il Veneto. Qui il sinistro, il killer, il numero 4, si gira e con un sinistro che non lascia scampo. Vuole palla Zornetta, la ottiene. Zornetta per Botosso, se ne va molto bene Botosso, dall'altra parte c'è Fami, preferisce la conclusione. Passaggio sbagliato di Bacchiocchi, Bertuletti, Botosso con la punta, traversa e poi rete per il gol del 3-1 del Veneto in chiusura del primo tempo. Botosso fa 3-1 con una puntata. Ancora il numero 5, si fa vedere Vettore che se ne va molto bene, Vettore! 4-1 di Vettore, una grande azione personale del numero 7 che supera il suo avversario e poi con un piatto appoggia alle spalle del portiere. Molto bello il Veneto, ancora con Bertuletti, la palla è ancora in possesso del Veneto, Vettore, poi Bertuletti si accentra, Bertuletti non riesce a superare Onofri, ma che... Zornetta, il numero di Zornetta parecchia per il gol del 5-1 di Bortolini, un gioco da ragazzi. Palle alla porta, Vettore, si gira molto bene, Vettore per Ciosato e per il gol del 6-1 del Veneto, una sentenza. Lancio lungo di Coppe proprio per Fami che ingaggia il duello con il Bacchiocchi, lo vince, Fami il destro, la parata di Menchetti. Botosso, la palla sfiora il palo, prova la conclusione Cignotti, murata dalla difesa del Veneto, aspetta, dice Zornetta per il gol del 7-1 di Zornetta. Ha fatto bene ad aspettare il suo compagno di gioco e a servire Zornetta a 14:30. Il grande appuntamento di questo sabato di futsal. Portiere di movimento per il Veneto che trova qui il gol dell'8-1 dentro Botosso, assist. Ultimi secondi, vediamo se arriva anche il gol del 9-1 a 19:48. Lo
segna ancora una volta Bertuletti, quella tra Veneto e Lazio. Countdown sugli spazi di Emaville, suona la sirena, il Veneto batte 9-1 le Marche ed è in finale, giocherà domani in diretta su Rai Sport 1 contro il Lazio, che sta giocando e dovrebbe aver vinto per 7-2, anzi è arrivato adesso l'8-2.